10 anni di vita, ma requisiti di storicità già consolidati. L'Expo dell'Alta Valtrebbia, in programma nel quartiere espositivo Bosco di Gioia a Rovegno, tornerà a far parlare di sé dal 27 al 29 luglio in un mix di tradizione e novità. Novità tantissime, ma io ci tengo sempre a dirlo, tenendo sempre al centro della manifestazione i nostri produttori. Noi cerchiamo di creare intorno molto interesse con, per esempio, la presenza per tutti e 3 giorni della mongolfiera sul nostro territorio. Si potrà visitare, potrà vedere la Valtrebbia, il nostro fiume, dall'alto a bordo di questa mongolfiera con volo vincolato dalle 17 alle 20 tutti i giorni. All'interno dell'area espositiva, nello spazio I nostri sapori, sarà possibile conoscere ed apprezzare i prodotti del territorio. Le degustazioni si terranno al punto di ristoro Chilometro Zero, organizzato dai volontari del Soccorso Alta Valtrebbia e dell'Associazione Turistica Loco. Durante le 3 giornate sarà possibile assistere all'esibizione dei falconieri, visitare il Palalupo, seguire seminari tematici. Tanti gli ingredienti per una manifestazione inserita dalla Regione Liguria tra i 5 expo storici. Expo Valtrebbia è stato riconosciuto come uno dei 5 expo storici della Regione Liguria, quindi questo ad attestare questa grande capacità di fare sintesi, di fare squadra del territorio, ma anche una grande capacità di mettere in mostra tutto quello che di bello e buono abbiamo in quelle valli. Come dicevo prima, la Valtrebbia è stata definita da Hemingway la valle più bella del mondo, noi ci crediamo che sia molto bella e stanno lavorando molto bene. So che quest'anno questa edizione appunto è giunta alla 10ª, quindi questo sicuramente è un segnale incoraggiante di un percorso virtuoso che va nel senso giusto. Avrà delle novità, come ad esempio il campionato del canestrello al quale vorrò sicuramente partecipare. La domenica al campionato mondiale del canestrello ligure, dove produttori della Liguria, sia aziende che privati, si possono cimentare in questo campionato, che servirà non è una gara competitiva o nulla di che, ma vogliamo far parlare del nostro canestrello tradizionale e del nostro canestrello innovativo.